Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, dando un occhio fuori dall'Italia, qual è l'unico leader occidentale che ha criticato la messa in scena woke, grottesca e mortificante che è stata l'inaugurazione delle Olimpiadi francesi? Lui, il puzzone Donald Trump, che in un'intervista rilasciata alla Fox, a domanda precisa, ha risposto così: "Sono di mentalità molto aperta". E in effetti Donald Trump è un miliardario newyorkese e, diciamo, come il suo amico Rudy Giuliani, non appartiene certo personalmente, diciamo, all'ala evangelica del GOP. Parla anche a quella sensibilità, ma anche perché i democratici non ci parlano più da lustri, ma non ha nel suo percorso personale un particolare bigottismo, no, ci permettiamo di dire, anche visto proprio la vita personale legittima dal punto di vista delle relazioni. Ma chi se ne frega della vita personale, il punto è culturale. Donald Trump l'ha colto, ma ho pensato che quello che hanno fatto fosse una vergogna. Ed è l'unico leader occidentale che lo dice e a nostro giudizio ha ragione doppiamente. Anzitutto per la scelta a monte di per sé, cioè l'idea di trasformare l'inaugurazione delle Olimpiadi, che è un evento, no, che rimanda all'epopea, come sempre lo sport nei suoi grandi momenti, anche alla partecipazione di nazioni connotate ognuna da una storia. Tutto questo è stato frullato nel calderone woke, con questi barconi che si chiamavano tutti alla iconografia LGBT, anche con un monotematici, cioè rivelando proprio l'ossessione dell'ideologia contemporanea, no? Quindi già la scelta stilistica a monte è stata discutibile e impoverente rispetto all'evento. E poi c'è la questione, come dire, l'aggravante al quadrato della irrisione woke, trans, drag queen, chiamatela come volete, dell'ultima cena. Ora stanno facendo finta l'ultima, perché si sono accorti di averla fatta un po' troppo grossa, cioè si sono accorti che la sensibilità cristiana rappresenta ancora qualcosa in Occidente, visto le reazioni avute in serie. Stanno dicendo che no, non era l'ultima cena, era un rimando all'iconografia di Dioniso. Ora, che in generale questa baracconata woke, diciamo, strizzasse l'occhio al mito dionisiaco, sì, era visibile nell'iconografia, anche lì impoverendolo, svilendolo, perché non è che Dioniso è uguale agli LGBT contemporanei. Cioè non è che la profondità del dionisiaco, non vorremmo citare Friedrich Nietzsche di prima mattina, ma sia riducibile, no, alla lotta per le consonanti woke. Quindi già lì era una falsificazione, ma nello specifico quella scena lì era evidente che si richiamava nella disposizione dei personaggi, nella scelta delle posture, nel rimando esplicito all'ultima cena, ed era palese che era un'offesa. E facciamo notare che l'ha detto Donald Trump, non l'ha detto per esempio il Papa. L'hanno detto i vescovi francesi, l'hanno detto molti esponenti del mondo cristiano e cattolico, l'hanno detto molti intellettuali vicini a questa sensibilità. Il Papa non ha reputato di intervenire, ci mancherebbe. Donald Trump invece ha reputato di intervenire, dimostrando ancora una volta che, piaccia o no, che sia il nostro ideale o no, perché ci serve dannatamente questo presunto no, puzzone eversore, che poi tale non è, visto che ha già governato 4 anni, 4 anni in cui l'America e l'Occidente sono andati assai bene. Ci serve perché è un formidabile antidoto alle baracconate dell'ideologia contemporanea. Inaugurazione delle Olimpiadi in primis, falsificazione queer dell'ultima cena in primis, e anche utilizzo strumentale del mito dionisiaco ridotto a bigino dell'ideologia contemporanea. No grazie, diciamo no grazie a tutto questo. Donald Trump l'ha detto e quindi non possiamo che ribadire: go Donald, go!
Grazie a tutti, a stasera.